Oggi facciamo un bel video in spiaggia. Siamo pronti qua col meta. Qua c'è qualcosa. 20 centesimi. Questo è un anellino, Un anellino. Ragazzi, abbiamo trovato qualcosa di sospetto. E questa è il centesimo del 1954. Si è conclusa anche oggi. La nostra giornata di ricercatori. Ciao! Ciao! Amici follower, Ma soprattutto amici e follower, siamo tornati. Oggi facciamo un bel video in spiaggia. sotterriamo le mogli. No, a parte scherzi, se troviamo qualche lingotto d'oro. Sì, andare in mezzo alle campagne è come andare su Salta così, tipo i Marines americani. Sì, uguale. Quindi adesso andiamo in spiaggia e vediamo cosa troviamo. Siamo già pronti. Siamo pronti qua col meta. Qua ci dà un lieve segnale a 14. Ma ci dica un attimo di questo Sarà un metal. tappo? Sarà... Io ho preso l'Equinox 11, un buon metal detector, si aggira su un prezzo medio-alto, va fino a 3 metri di profondità, diciamo che è un buonissimo metal. La nana sta arrivando. Ricordiamo ai nostri amici. Allora dobbiamo fare una sfida, ragazzi, dobbiamo arrivare a 1000 iscritti al canale, siamo a 400 circa. Sì, anche a poco, dai. Se ci aiutate a fare sta cosa qua, E siamo molto riconoscenti. vedrete che ci saranno delle grosse novità, però dobbiamo arrivare a 1000. Fateci una mano e fateci arrivare a 1000 iscrizioni sul canale YouTube dan.nick. Abbiamo trovato qualcosa, vediamo. Un piccolo segnale. Il mio. Sì, no, la prima. Il rumore può essere un tappo o una mulettina. Stiamo scavando una super buca. Qua c'è qualcosa. Oh. Cos'è? Sembra una lira. La puliremo, poi vi faremo vedere come è venuta fuori. Via qua. Tappo? No, la spina. Una latina. Ecco qua. Numero 1211. 12-11, proviamo. Qua. Sempre lattina? Sì, Ah, una latina. pezzo di lattina. Sotto. Ecco qua. Ah, una moneta. La monetina? Una monetina, sì. 20 centesimi. 16. Questo è un anellino, Ah, che peccato. Prova a sbatterlo qua. Perché c'ha questi due fori. Cavolo, era sta roba. E poi nei commenti ci dite magari se sapete cos'è. Può essere anche una monetina. Stavi qui. Mi scavo qui? Eccola qua. Abbiamo trovato Un euro! 1 euro. Abbiamo già spostato. Cosa avremmo trovato? Oh, vedo sberluccicare qui, socio, qui. Guarda cosa che sberluccica. Un euro, Anzi, 10 centesimi. La matematica non è un'opinione, siamo a 1,30 euro. Ah sì. Un caffè ci viene. Qua in spiaggia da noi, come avete visto prima, abbiamo trovato una lira. Trovi tanta roba vecchia, perché il mare, con le mareggiate, porta su. Il tronco suona. Qua c'è qualcosa.
Una specie di stemma, no? Tutto consumato. Vabbè, intanto Mettiamo via. è qui. Un'altra lattina. C'è una sigla. La bomba. Ragazzi, abbiamo trovato qualcosa di sospetto. Sembra una piastra. Una cassaforte. Ragazzi, incredibile, eh? Un tombino. Secondo me sì, incredibile. Scoprire che è la mattonella del camminatoio dei bagni internazionali. Un attimo. Provi. Cosa avremmo trovato? Un altro euro. Col vento si possono trovare anche questi tipi di monetine. Un centesimino. Mettiamo via. Hanno sparso un altro centesimino. Ma andiamo qua. Ecco qua. Abbiamo tutto via. Abbiamo un'altra monetina. Un'altra monetina. Quant'è? 50 centesimi o 20? Sì, 20 centesimi. Vero? Qua. 2 euro. 2 euro. Quanto sarà? No, sono centesimi questi qua. Centesimi? Sì, Sono sì, 5 sì. centesimi o 10 10 lire. Scusami, 100 lire. Guardate. Qua E lire. questo è il 100. Sì. I 100 lire faremo vedere che li puliamo e vi rifaremo vedere. Qua potrebbe esserci qualcosa di... Eccolo là. Eccolo qua. Hai vista? Sì, eccolo qua. Quanti argent? 20? 20 centesimi. Forse c'è qualcosa, forse. Le batterie del metal ci stanno un po' abbandonando. Però dai, abbiamo spazzolato 2 orette buone, eh. Abbiamo trovato questa votivetta che non abbiamo neanche fatto ora a mostrarvi, uno stemma che andremo a ripulire e vedremo cos'è, una lira, 4 monete da 20, quindi 80 centesimi, 100 lire, 1 euro, 2 euro. Adesso andiamo a provare a pulire la monetina da 1 centesimo, è un po' incrostata. Queste matite che vedete qua sono fatte apposta per non rovinare la moneta. Già è venuta meglio ed è che luccica. E questa è il centesimo del 1954. Anche queste, vedete, queste qua sono delle matitine fatte apposta per pulire le monetine. Adesso proviamo a ripulirla qua dove c'è la data per farvela vedere un attimino. 100 lire del 97. Pulizia della monetina, vedete, da 100 lire la testa, 1 lira del 1954. L'abbiamo pulita, anche questa è venuta benissimo. L'altro lato che ha le due bilanci. Amici follower, Ma soprattutto amici, si è conclusa anche oggi la nostra giornata di ricercatori dell'arca perduta. dell'Arca Perduta nella spiaggia di Sottomarina Beach. Iscrivetevi al canale. Ci fate un piacere, dobbiamo raggiungere i 1000 iscritti, siamo quasi a 400, quindi non manca tantissimissimo. Se ci mettiamo tutti insieme riusciamo ad arrivare ai 1000 iscritti. Guardate i nostri video che escono Sempre alla domenica alle 13:30 su YouTube. Ciao! Ciao!